Profughi sfruttati come schiavi, a dirlo il sindaco di Oderzo, che segnala come una cooperativa offra alle ditte con contratti da stagista e sottopagati i migranti che hanno ottenuto lo status. Bufera sull'asse Roma-Venezia, un assessore della capitale cita il capoluogo lagunare come esempio negativo per commercio e turismo. Attacco paradossale, tuona il presidente degli albergatori veneziani. Meriem, la giovane marocchina cresciuta da Zergrande, è diventata soldatessa dell'ISIS, secondo voci sempre più insistenti sarebbe morta lapidata, indagini per confermare il fatto. Corsi in aiuto di un clochard che veniva malmenato, un gruppo di vicentine a Milano per un concerto viene a sua volta picchiato, gli aggressori arrestati. Un micio preso a calci da una baby gang che l'ha usato come un pallone, il cucciolo non è sopravvissuto, rabbia a Bassano del Grappa. Weekend a Bolino Rosso con i vacanzieri verso mare e montagna, code, rallentamenti e uno schianto mortale nel pomeriggio in Friuli peggiora la situazione in A4. Ha cambiato sede il party per scambisti previsto per stasera a Maserata, dopo le polemiche delle ultime settimane l'evento si terrà nel Veneziano a Musile di Piave. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare della questione migranti e dei profughi, della gestione dei profughi, con una segnalazione denuncia che arriva da Oderzo, arriva dal sindaco meglio di Oderzo, che dice profughi che ottengono lo status nel loro futuro hanno quello di uno sfruttamento, quasi come schiavi. Parole molto dure perché la sindaca segnala, denuncia come una cooperativa li offra come operai a ditte con contratti sottopagati, contratti da stagista. Dunque vediamo i dettagli di questa segnalazione nel nostro servizio d'apertura. Migranti utilizzati come schiavi nel lavoro, a dirlo il sindaco di Oderzo. Cose scandalose. Allora sono qui come schiavi e li stiamo aiutando. Questo è l'aiuto che li stiamo dando, quindi stiamo distruggendo loro e distruggendo noi. Denuncia come una cooperativa della Marca proponga ai rifugiati come stagisti alle ditte con stipendi di massimo 400 euro mensili. La prova in questa lettera in cui la dirigente di una cooperativa offre i profughi come operai o addetti a lavori pesanti di carico e scarico. I migranti, si legge testualmente, sono gentili, umili, volenterosi, con un'ottima resistenza fisica e senza alcuna pretesa dal punto di vista retributivo, professionale o di turnazione, testo che ha fatto trasalire il sindaco di Oderzo. Ho visto degli avvisi che offrono queste persone come lavoratori, che sono scandalosi, perché offrono queste persone c'è scritto proprio ottima resistenza fisica, nessuna pretesa economica, cose scandalose. Nella lettera della cooperativa si fa riferimento a un'assunzione dei migranti come stagisti grazie al progetto Garanzia Giovani. Si tratta di un progetto esistente della Regione Veneto che offre lavoro o stage a ragazzi dai 15 ai 29 anni entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dalla fine del percorso di studi. Quindi il sindaco di Oderzo che grida allo scandalo, considerato anche come l'ampliamento della ex Zanusso porterà nella Marca numeri da record in termini di accoglienza. Non abbiamo mai avuto risposte che ritengo sia assolutamente mio diritto avere, perché sono un'amministrazione pubblica, non sono una libera cittadina, e quindi ritengo che queste risposte sia doveroso che la prefettura me le dia e non me le ha mai date, scritte e ufficiali. Profughi sfruttati come schiavi, ribadisce Maria Scardellato, con la situazione, dice, destinata a peggiorare quando i migranti che non avranno ottenuto lo status di rifugiati o profughi vagheranno in giro per le città e non soltanto come barboni clandestini. Allora in questa situazione vorrei sapere quelle persone dove andranno, cosa faranno e quale disordine regnerà nei nostri paesi. Intanto a Marghera spunta un centro di accoglienza per migranti, era un centro per assistenza dei senza tetto, è diventato un luogo di accoglienza certificato per i profughi di fianco al centro sociale Rivolta. Tutto alla chetichella senza proclami per evitare la sollevazione popolare che inevitabilmente non si potrà evitare. Non oggi, dopo che si è diffusa la notizia della nascita di un nuovo centro di accoglienza profughi a Marghera, in via Fratelli Bandiera, di fianco al centro sociale Rivolta. Da martedì scorso il centro per l'assistenza dei senza tetto, gestito dalla cooperativa Caracol, è diventato luogo per l'assistenza dei migranti certificato dalla prefettura di Venezia. In via Fratelli Bandiera sono ospitati 21 profughi che arrivano
dall'ex base di Conetta. La notizia si è diffusa su Facebook e il tantam è arrivato ai residenti che non hanno gradito né metodo né forma dell'iniziativa. Non si possono sapere le cose così, dice il Comitato Marghera 2.0, che ha raccolto in poche ore l'indignazione di molti cittadini. In via Fratelli Bandiera l'esperienza ultradecennale della cooperativa Caracol per l'assistenza ai senza tetto e alle persone in difficoltà si era conclusa a causa del mancato rinnovo della convenzione comunale che regolamentava l'attività. E per non buttar tutto all'ortiche, i volontari della cooperativa, d'intesa e su incarico della prefettura, hanno avuto la possibilità di aprire il dormitorio per aiutare, sia pur con piccoli numeri, a snellire il pluriaffollato centro di Cona. La struttura messa a disposizione vuole essere un'esperienza nuova per la cooperativa e per la città, hanno spiegato a Venezia Today i responsabili della cooperativa, certi di aver raccolto una sfida importante di accoglienza degna verso chi ha bisogno di rimuovere dai propri occhi guerra, maltrattamenti e barricate. Ed ora la vicenda di Meriem, la giovane marocchina, la ricorderete, cresciuta ad Arzergrande nel Padovano e che poi ha scelto di diventare una soldatessa dell'ISIS, una foreign fighter nel califfato. Ebbene, secondo voci sempre più insistenti, sarebbe morta, lapidata a Raqqa per adulterio. Indagini in corso per confermare questo tragico destino. Dall'Italia era fuggita 2 anni fa, a fine luglio 2015, e la sua morte sembra ormai quasi certa. Meriem Rehaï, di 21 anni, origine marocchina ma residente ad Arzergrande, sarebbe stata rapidata a Raqqa dalla polizia religiosa per adulterio. Il processo contro la giovane donna, accusata dalla Procura di Venezia di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, si aprirà in ogni caso il 19 settembre. A sospettare che questa sia la tragica fine della donna sarebbero gli stessi uomini del ROS, che stanno cercando le prove muovendosi in un terreno difficile. La prima notizia della possibile morte della donna era arrivata un anno fa dal reportage di un cronista del giornale che ha raccolto l'informazione di una giovane italiana mai rientrata nella Casa Nera, una residenza per straniere che durante l'avanzata curda si erano arrese. Tra di loro Meriem, e proprio lei sarebbe la donna che, secondo il racconto, una notte non avrebbe più fatto rientro. Uscita per incontrare un uomo, punita con la morte dalla polizia religiosa, l'ipotesi che trova maggiore riscontro, nonostante, sempre secondo i racconti, lei stessa, per avere risparmiata la vita, avesse confessato il peccato di adulterio. Chi chiede di conoscere la sorte di Meriem e la famiglia, che nonostante un silenzio che dura da mesi spera ancora di riabbracciarla. Ed ora la polemica, la querella tra Roma e Venezia, ancora una volta Venezia che entra nel dibattito al di fuori anche dei confini del Veneto. Accade che un assessore della Giunta di Roma la citi Venezia come esempio negativo, una città della quale Roma non si può ridurre a diventare appunto come il capoluogo lagunare per la questione turismo, degrado e appunto il commercio che muore. Allora nasce ovviamente una polemica furibonda. Vogliamo diventare come Venezia, dove non c'è più nessuno in centro nei negozi di qualità. A citare la laguna come esempio negativo è l'assessore al turismo del Comune di Roma, Adriano Meloni, alla vigilia dell'introduzione di un nuovo provvedimento sul decoro urbano della capitale. Pacata la risposta della sua omologa veneziana Paola Mar, che evita pietosamente di ricordare come Roma sia proverbiale in tutto il pianeta per la mancanza di pulizia, l'abusivismo fuori controllo e i servizi pubblici da terzo mondo. Credo che sia stata una dichiarazione incauta. Siamo una città viva e io consiglierei al mio collega di venirmi a trovare per vedere magari di adottare qualche soluzione anche a Roma di quelle che abbiamo già preso qui a Venezia. Potrebbero ispirarsi al nostro modello, suggerisce serenamente la Mar, se non altro per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti che in centro storico ci sta dando grandi soddisfazioni. Quanto alle continue segnalazioni da parte dei veneziani di comportamenti incivili, osceni e pericolosi messi in atto dai turisti, l'assessore invita a non drammatizzare. I casi sono qualche decina, rileva, a fronte di 25 milioni di visitatori che ogni anno arrivano in città e non vanno demonizzati per le azioni di pochi maleducati. È chiaro che non si può militarizzare la città, però dal 1° di agosto dovrebbero essere in servizio altri 100 vigili e per chi si comporta in maniera scorretta in città, che è un'esigua minoranza chiaramente, però saremo assolutamente inflessibili. L'ordine che deve partire è tolleranza zero. A reagire però non è solo la politica, ma sono anche le categorie, a partire dagli albergatori e poi ovviamente i cittadini.
Quelle espresse dall'assessore Romano sono valutazioni a dir poco inopportune. A Venezia c'è molto lavoro da fare, ma ci sono tutte le condizioni perché questo avvenga. In ogni caso l'idea che Roma si metta a darci lezioni è evidentemente paradossale. Così Vittorio Bonaccini, presidente degli albergatori veneziani, sull'attacco dell'assessore Meloni. Dello stesso parere il segretario dell'Associazione degli Esercenti, Ernesto Pancin, che però dice anche che la colpa è degli slogan che vengono lanciati da Venezia senza capire il male che fanno. Lanciare slogan per motivi politici senza valutarne i danni alla città è grave. Questa vicenda lo dimostra una volta di più. Roma, comunque, dove vado spesso per lavoro, conclude Pancin, sta molto peggio di Venezia. Le accuse a Venezia vengono respinte al mittente anche dai cittadini. Ha detto la sua, sarà stato un qualcosa di calcolato, magari per cercare di di richiamare voti o attenzione per sé, non so. Sinceramente è una pubblicità che non ci serve e credo sia poco rispondente alla realtà nostra. Dire che vado a farsi una cura. Com'è Venezia? La più bella città, la più pulita, la più messa bene. Dire all'assessore. Ne sarebbe tante cose da dire e tante cose da fare e di conseguenza in entrambe le città comincia. Non si sa da dove cominciare. Mi auguro che riusciremo ancora a venire fuori da una situazione. Sì, bisogna stare un po' attenti a non lasciare tutto questo turismo anche un po' selvaggio da quello che mi racconta, no? Quindi sì, da tenere un po' sotto controllo la situazione finché si può fare, perché ho paura che tante cose sennò dopo sfugge di mano. Venezia è una delle città più belle, peccato che non sia più di veneziani. Questo è un peccato. Il marcio c'è dappertutto, il bello c'è dappertutto, per me siamo tutti uguali, l'Italia è bella da nord a sud, isole comprese. Venezia è un po' migliore, un po'. Io vivo qui da qualche anno e conosco sono a conoscenza di questa città. Roma, le piccolezze di Roma non le conosco, quindi altro non mi sentirei di dire. E lei qui come si trova? Abbastanza bene. Tutto è cambiato ormai, Venezia no, non cambia. La cronaca adesso, corsi in aiuto di un clochard che veniva malmenato, alcuni giovani vicentini vengono a loro volta picchiati selvaggiamente, erano a Milano per un concerto. Vicentini presi a botte perché cercano di salvare un clochard, un terzetto, tutti italiani, stavano picchiando violentemente un barbone con tanto di stampelle alla stazione centrale di Milano, quando il gruppo di vicentini residenti a Due Ville di rientro da un concerto rock dei Red Hot Chili Peppers sono intervenuti in suo soccorso. Hanno intimato ai tre di smetterla, ma per tutta risposta sono stati a loro volta aggrediti ed uno è finito in ospedale con una ferita alla mano giudicata guaribile in 25 giorni. Gli aggressori non paghi se la sono presa con altri giovani, ma intanto i vicentini avevano allertato i carabinieri fornendo una descrizione degli assalitori che sono stati arrestati con l'accusa di lesioni aggravate. A Bassano del Grappa rabbia e indignazione, ma anche caccia alla baby gang, i giovanissimi che hanno massacrato un micio usandolo come un pallone. Frugolino non ce l'ha fatta, il micio era stato usato come palla da calcio da un gruppetto di bulli. Il gattino è stato recuperato pochi giorni fa da un uomo di passaggio a Bassano del Grappa che ha notato la scena con l'animale che veniva lanciato da una parte all'altra del cortile a suon di calci, una tortura interrotta dall'uomo che lo ha portato a casa a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. A quel punto l'uomo ha chiesto l'intervento dell'ENPA di Bassano e lo ha affidato alle loro cure. Frugolino sembrava stare bene, non aveva traumi visibili e l'uomo non avrebbe fatto menzione subito a quei calci. Il secondo giorno l'animale ha però cominciato a camminare male, in preda a crisi epilettiche e convulsioni, è morto. Troppo gravi, secondo il veterinario, i danni cerebrali subiti per i calci. Un episodio che ha lasciato basiti gli attivisti ENPA, che hanno deciso di rendere pubblico l'accaduto, invitando tutti a segnalare con video e fotografie scene di questo tipo, così da permettere l'intervento delle forze dell'ordine. Toccherà ora agli investigatori tentare di identificare la baby gang. Le pene, in caso di maltrattamento ad animali, vanno dai 3 agli 8 mesi e le multe possono arrivare fino ai 30.000 euro.
Allora parliamo delle tragedie sulla strada, e in quest'estate lo sappiamo, tante le vittime in sella alle moto, 2 centauri morti nella giornata di oggi, l'ultimo in ordine di tempo un automobilista 37enne di origini indiane residente nel Vicentino da molti anni, che è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Sarego, nel Vicentino, lungo la strada provinciale 500 in direzione Brendola. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale, l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Qualche ora prima un altro schianto mortale, stavolta in A4, sempre un motociclista che ha perso la vita, è successo in Friuli Venezia Giulia a San Giorgio di Nogaro, ma questo ha provocato forti rallentamenti in un'autostrada già al collasso per il lungo traffico dei vacanzieri di oggi. È morto all'ospedale di Udine il motociclista coinvolto nell'incidente accaduto nel primo pomeriggio sulla corsia di sorpasso della A4 Trieste-Venezia, 1 chilometro prima dell'uscita di San Giorgio di Nogaro. La vittima è un cittadino sloveno apparso già in gravissime condizioni dopo l'incidente, per questo trasportato in elicottero dal 118. Il tratto autostradale è stato bloccato per i soccorsi e si sono formate code risolte solo nel tardo pomeriggio, in una giornata in cui il traffico dei pendolari si è aggiunto a quello di chi da oggi ha iniziato le proprie vacanze. Code chilometriche sulle strade verso il mare nel primo weekend da bollino rosso di questa estate si sono registrate sin dalle prime ore della mattinata, con rallentamenti sulle strade che portano nelle principali località balneari del litorale veneziano. I disagi maggiori sulla A4, dove Autovie Venete ha segnalato 9 km di coda tra Porto Gruaro e San Giorgio, e in tangenziale a Mestre in direzione Trieste. Auto a Passo d'Uomo ai caselli di San Donato Tisana, così come a Jesolo e a Bibione. Il traffico si prevede meno intenso nelle ore serali e nelle prime ore di domenica, mentre le previsioni per lunedì prossimo indicano ancora circolazione sostenuta in direzione est. Weekend bollente anche dal punto di vista meteorologico. La calura annunciata non darà tregua fino a lunedì, con temperature previste fino a 35 gradi e tassi di umidità elevati che aumenteranno la percezione del disagio. Adesso torniamo a Padova per parlare della polemica che non si placa sugli scontri di piazza di lunedì sera. Interviene anche il sindacato di polizia SAP, che dice è stato un attacco alla democrazia. Intanto continua anche la frattura aperta nella maggioranza dopo la conferenza stampa del centro sociale Pedro all'interno di Palazzo Moroni. Un vero e proprio attacco alla democrazia, secondo noi, perché poi questi esagitati, sempre i soliti dei centri sociali, hanno da un lato devastato una città, hanno attaccato le forze dell'ordine. Duro, durissimo il sindacato di polizia SAP sugli scontri in Piazza delle Erbe di lunedì. 5 feriti tra gli agenti, uno ne avrà per 30 giorni per lo scoppio di una bomba a carta, uno anche tra i dimostranti. Scene che la città aveva dimenticato, e a far scattare la rabbia di chi la piazza sente di averla difesa, mettendo a rischio la propria incolumità, anche l'epilogo a Palazzo di Giustizia. Sono stati convalidati 2 arresti, c'è stato una denuncia, ma poi tutti liberi, nessun obbligo di firma e il processo rinviato a settembre. Mi chiedo se viviamo in un paese normale. E intanto non si placano le polemiche dopo la conferenza stampa convocata per la prima volta a Palazzo Moroni dal centro sociale Pedro. Porta aperta a tutti, spiega la nuova amministrazione, ma nella stessa coalizione civica di cui fa parte Roberto Marinello, il consigliere che ha chiesto e ottenuto solo gruppi per i pedrini, si levano diverse voci critiche. In evidente imbarazzo la giunta Giordani, chiamata a fare chiarezza in consiglio comunale dalle opposizioni da giorni sulle barricate. Dal sindacato di polizia SAP al sindacato di base dei Vigili del Fuoco, che oggi ha proclamato uno sciopero con un'adesione altissima sempre a Padova. Il problema resta sempre uno allarmante, quello degli organici carenti. Lo sciopero perché siamo arrivati, come dice il nostro slogan, con l'acqua alla gola. La misura è colma e l'abbiamo dimostrato oggi con un'adesione del 97% del personale in servizio. Incrociano le braccia a modo loro, garantendo i servizi di soccorso e le prestazioni urgenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Padova. Organici ridotti all'osso e parco automezzi vecchio, difficile continuare a lavorare in queste condizioni, a denunciarlo il 97% dei pompieri in servizio. Chiediamo che venga incrementato l'organico di Padova di almeno 40 unità.
Queste 40 unità vanno a sopperire la carenza che si è sviluppata negli anni anche con l'apertura del distaccamento di Abano Terme, che non ha portato nessuna risorsa umana, nessun operatore del soccorso in più al comando. Almeno 40 operatori in più per la provincia che sfiora il 1 milione di abitanti servono, i rischi sono concreti. A volte non riusciamo a comporre una squadra completa di intervento, a volte invece che 5 operatori siamo costretti a uscire in 3 o in 4, delle volte rimangono scoperte intere zone della provincia. Uno dei corpi di soccorso più amato, quello dei Vigili del Fuoco, sempre dalla parte del cittadino, sempre in prima linea, ma se non bastasse altro anche lo stipendio è fermo. Da 9 anni siamo effettivamente senza contratto, prendiamo gli stipendi 9 anni fa e questo va a incidere molto nei bilanci anche familiari dei colleghi Vigili del Fuoco. Una tra le poche categorie che lavora anche in sciopero. Io sono stato a Buso di Vionza per una fuga di gas, certo. Siamo stati là e comunque abbiamo l'obbligo comunque di intervenire, non ci sottraiamo assolutamente a questo perché comunque è anche grazie alla buona volontà dei colleghi che comunque il comando garantisce il soccorso. E ora parliamo delle pro loco del Veneto, dopo ricorderete i tragici fatti di Refrontolo nel Trevigiano di 3 anni fa e poi l'inchiesta che ha portato, che vede sotto inchiesta il presidente della pro loco di Refrontolo per omicidio colposo, plurimo e disastro colposo. Ebbene, sappiamo come si è scatenata la protesta delle pro loco nel Trevigiano, ma non solo, raccolte quasi 10.000 firme dalle pro loco del Veneto che marceranno a Venezia ad agosto per difendere, tutelare il volontariato. La responsabilità oggettiva di un volontariato, di un volontario, dovrebbe essere regolamentata anche questa secondo una norma che oggi purtroppo non c'è. L'8 agosto le 500 pro loco di tutto il Veneto in marcia su Venezia per chiedere al presidente Zaia di farsi promotore di una legge ad hoc che tuteli il mondo del volontariato. Marcia che culminerà con la consegna allo stesso governatore delle oltre 7.000 firme raccolte ad oggi che hanno già siglato il manifesto solidale con cui si chiede la predetta legge. Così, dopo i tragici fatti di Refrontolo di 3 anni fa, con la pro loco di Refrontolo appunto, sulla quale grava una causa di 2,5 milioni di euro, e con il suo presidente Walter Scapol accusato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, e per questo a settembre dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari. L'unica responsabilità è quello di aver dato la possibilità dei privati di svolgere una loro festa sotto un capannone, cosa che avrebbe fatto qualsiasi cittadino italiano. Non esiste oggi una normativa in Italia che regolamenta le manifestazioni temporanee. Noi applichiamo leggi ancora del ventennio che riguardano le grandi manifestazioni, pubblici spettacoli, le discoteche, cose completamente assurde e fuori del tempo. Martedì 8 agosto il corteo partirà dal mattino presto dalla stazione di Venezia. Portiamo queste firme al nostro Presidente della Regione e al Governatore perché si faccia parte diligente e porti la nostra voce al Governo italiano e al Parlamento perché si metta mano a queste che vuol dire uccidere il volontariato. Una notizia dal veronese: Blanco, il leone bianco più vecchio d'Europa, leone albino, uno degli 84 esemplari ospitati nei giardini zoologici del vecchio continente, è morto al Parco Natura Viva di Bussolengo nel veronese. La vecchiaia, a 15 anni, lo ha portato alla morte. Il Museo delle Scienze di Trento ne accoglierà scheletro e pelliccia, permettendo ai visitatori di conoscere la storia e le minacce dei leoni dal manto candido sull'orlo della scomparsa in Africa. Sopravvivono circa 200 individui di questa sottospecie, circoscritti nel Parco Nazionale del Kruger. E ora parliamo del party hot per scambisti previsto per stasera, per le prossime ore. Era previsto, meglio, a Macerata nel Trevigiano, ma dopo le polemiche delle ultime settimane, cambio di sede repentino nel veneziano.
Troppo clamore, troppe malelingue. Il sexy party in stile hawaiano previsto per stasera a Villamonti, a Varago di Macerata, non si terrà, ma i ben pensanti non credano di averla avuta vinta. Non è stato annullato, solo trasferito di sede. Si svolgerà, senz'altro con maggiore discrezione, in un locale, chiamiamolo del settore, quello degli scambisti, nel Veneziano, a Musile di Piave. Inalterato il programma della serata, con tanto di schiuma party e giochi sexy nel parco naturista. A darne notizia gli organizzatori, firmati Vento di Passione, che dunque tirano dritto su un evento che nei giorni scorsi, quando era diventato di dominio pubblico, aveva attirato gli strali della gente del paese, preoccupata evidentemente per i personaggi che potevano riversarsi nel piccolo centro, e che forse pubblico lo era improvvisamente diventato ad arte, quando un anonimo ha avvisato i media proprio per ottenere questo risultato finale. Il trasferimento in altra sede dell'evento, che a qualcuno potrebbe fare comodo, visto anche il numero di affezionati del genere. Il mondo dello scambismo in Veneto coinvolge, secondo i bene informati, circa 20.000 persone. Ed ora solo il tempo per ricordarvi l'appuntamento di questa sera con 20:10, come ogni sera dopo il telegiornale di Treviso, l'approfondimento con i temi della giornata e della settimana. Appuntamento dunque dopo il telegiornale di Treviso con 20:10. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Come sempre, grazie per averci seguito e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. L'anticiclone Caronte infiamma l'Italia, regalando anche alle nostre regioni una splendida domenica di sole. Saranno rare infatti le precipitazioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto un'altra giornata di bel tempo e di tanto sole su tutta la nostra regione. Soltanto qualche nube alta innocua sui settori alpini e sul nord veneziano. Le temperature risultano essere in aumento, farà infatti molto caldo, massime tra i 30 e i 37 gradi, minime tra i 20 e i 24 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sole e bel tempo ovunque, salvo poche nubi alte, ma del tutto innocue. Temperature massime previste tra i 30 e i 34 gradi, valori minimi attesi intorno ai 21-22 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Insistono più nubi e locali temporali sulle aree alpine di confine, tanto sole invece altrove. Le temperature massime sono previste più o meno stazionarie tra i 32 e i 34 gradi, valori minimi in calo sui 19 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati sudorientali. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.